Comprendere per cambiare è l'evento inaugurale del ciclo di alta formazione per imprenditori e collaboratori ospitato nella splendida cornice del Palazzo della Ragione a Padova, organizzato da Assindustria Veneto Centro. In un periodo di continuo cambiamento è indispensabile l'innovazione, quindi la forza che oggi guida tale cambiamento è quella del digitale. Siamo qui per cercare di capire, comprendere per cambiare, un evento importante che è nato a Treviso e anche da questo punto di vista una grande connessione, perché le eccellenze di ogni territorio che si fanno proprie di tutti, diciamo, e siamo qua appunto per vedere in avanti, ecco, saremo capaci, e questa è la grande sfida per il nostro territorio, per i nostri figli, per la nostra civiltà. Io penso sia un momento di grande cambiamento che abbiamo la responsabilità di provare a gestire. Facciamo ad avere un mondo connesso in uno stesso momento se non siamo in un mondo digitale, se non siamo in un mondo che riesce a fare proprie le tecnologie di questo momento. Insomma, è chiaro, chi sarà capace di ricevere dati, analizzare dati e proporre soluzioni, individuare visione, sarà quello che vincerà. L'evento infatti pone l'uomo nella rivoluzione digitale in un dialogo tra arte, teatro, musica e impresa. Il Palazzo della Ragione dunque diventa testimone della transizione tra Medioevo e Rinascimento, ideale per raccontare la grande trasformazione che stanno attraversando le persone, le imprese nell'organizzazione sociale. Comprendere per cambiare rappresenta l'esempio del valore della condivisione delle buone pratiche di Treviso e di Padova di Assindustria Veneto Centro. Il progetto nasce ancora nel 2014 ed è un progetto Comprendere per cambiare che vuole stimolare una riflessione su quelli che sono i cambiamenti, quelle che sono le innovazioni, quello insomma che è il nuovo che avanza. Abbiamo avuto un grande successo su Treviso perché in questi anni hanno partecipato addirittura oltre 7.000 imprenditori e vuole essere un percorso importante e soprattutto quando si parla di associazione generalmente si intende sempre la rappresentanza, infatti noi siamo sindacato d'impresa e i servizi che devono essere servizi innovativi, ma noi pensiamo che la nostra associazione debba far di più e cioè essere anche un agente culturale vero e proprio e stimolare quelli che sono i cambiamenti, quelle che sono le innovazioni. Le tante piccole e medie imprese che hanno battuto la crisi sono quelle che hanno avuto il coraggio di cambiare, di proiettarsi su scala internazionale, di stare vicino al cliente e al mercato personalizzando i prodotti e i servizi attraverso strategie di conoscenza. Oggi il salto tecnologico che ci offre il sistema della digitalizzazione ci apre ad una ipotesi di comunicazione vastissima, la quale però ha bisogno oggi, come allora, di un equilibrio etico, cioè di una visione del mondo per non perdersi. Quindi oggi siamo in un qualche modo sulla cresta di un momento fantastico che corrisponderà a una mutazione radicale delle abitudini e dove però la coscienza diventa fondamentale, perché la scienza senza coscienza, come diceva Rabelais, è solo rovina dell'anima. Saper offrire idee e strumenti originali per interpretare e affrontare il cambiamento rappresenta un valore per la competitività, non solo delle imprese ma per un'intera comunità che vuole crescere, guardare con fiducia al proprio futuro, innovare ed essere attrattiva come quelle di Padova e di Treviso.